Buongiorno dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di domenica 8 maggio, prima corsa riservata a puledri di 3 anni sulla distanza del doppio chilometro. Corsa Maiden in 7 al via, 1 Douglas K, 2 The Yachts, 3 Drive Jet, 4 Dubai Adri, 5 Domino, 6 Darwin Cuff, seconda linea, 7 D'Arrigo. I favori in chiusura sono per The Yachts, numero 2 Marco Stefani, macchina che accelera, l'errore di Douglas K. E in partenza molto svelta è Darwin Cuff che va a condurre in 50 metri, è leader e ora sulla piegata prende subito vantaggio. Squalificato. Squalifica intanto per Douglas K e così completa la piegata Darwin Cuff, che ha colto ottima partenza dall'esterno della prima fila e dopo 300 metri di gara, dopo un parziale in 14,8, precede sempre The Yachts. La terza posizione è per Drive Jet, più indietro invece D'Arrigo, mentre 4, anche Dubai Domino Adri, ha avuto problemi in partenza, come pure Dubai Adri. Restano praticamente in 3 all'avanguardia, in quarto all'inseguimento, con i primi 600 di gara che se ne vanno in 45,8, tiene comunque andatura abbastanza sostenuta, considerando che si è sul doppio chilometro. Darwin Cuff che è in schiena The Yachts, in terza posizione Drive Jet, poi D'Arrigo che si è ricongiunto al quartetto di testa e ora risale subito all'esterno dopo i primi 800 in 1,1,6. A largo Darwin Cuff con The Yachts che però sembra voler anticipare, poi no, ci ripensa Marco Stefani, torna sotto e all'esterno è così. Sbaglia però D'Arrigo e così The Yachts che ne voleva 7, prendere la D'Arrigo, schiena. Squalificato. Rimane in seconda posizione e resta lì per il momento, precedendo Drive Jet. Sono rimasti in 3 a contendersi il successo. Leader sempre tranquillamente Darwin Cuff, una frazione in 15,4, ora comincia a piovere più intensamente, siamo a 600 dalla conclusione con la mossa di Drive Jet dalla terza posizione, The Yachts pronto all'anticipo. Darwin Cuff sempre in vantaggio a 450 dalla conclusione. 7, ora sposta con decisione The Yachts, ma allunga Darwin Cuff e anche Drive Jet tornato sotto e quindi terzetto che si è rimesso nelle posizioni iniziali. Ora completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo con Darwin Cuff che ha sempre 2 lunghezze di margine su The Yachts, che è avvicinato da Drive Jet, finale con Darwin Cuff che si allunga per vincere nettamente. Il secondo posto è per The Yachts che tiene a bada i tentativi di Drive Jet. Sono arrivati in 3. 29,9 a chiudere comunque ancora per l'allievo di Antonio Greppi, 1,16,5 la media al chilometro. Bel primo piano, primo in carriera per Darwin Cuff, il training di Michela Racca per il signor Claudio Bagni e l'interpretazione ovviamente di Antonio Greppi. Rivediamo le fasi finali, la vittoria del numero 6 Darwin Cuff, Antonio Greppi in sediolo, il secondo posto per The Yachts, al terzo Drive Jet.